E adesso lasciamoci conquistare da una voce straordinaria, lo dico a tutti i bambini che sono in studio e a chi ci segue da casa, con una canzone bellissima naturalmente dal mondo Disney, dal Re Leone, Il cerchio della vita. Interpreta meravigliosamente questa canzone, attenzione, Valerio Scanu! E un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia e i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via e i perché non esistono più. È una giostra che va, questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai, e ogni vita lo sa che rinascerà in un fiore che ancora vivrà. Ancora grazie. Bravo, bravo, Grazie. bravissimo, bravissimo. Grazie. Valerio Scanu, devo dire è sempre un piacere avere complimenti, bellissima interpretazione, questa bellissima canzone, e devo dire, io ti confesso, perché noi, lo so che è quando tu eri nella scuola, in famiglia Amadeus, ti votavamo. Ah, sì. Cioè, capita, famiglia Sebastiani, vota Scanu, vota, noi siamo felici di averti qua, insomma una carriera. Grazie. Senti, torni più tardi? Torno, Ok. torno, tra poco. Tra poco ci fai un altro regalo? Assolutamente. Ok, così poi ci facciamo gli auguri più tardi, va Va bene? bene, grazie. Però rimani un secondo prima di mandarti via, perché adesso c'è un altro dono, che è un dono importante, che è il dono che riguarda la pace, no? Si dice sempre che la pace nel mondo è fondamentale, non solo nei paesi dove non c'è, ma la pace nella vita di tutti i giorni, la pace tra di noi, con il nostro vicino, con i nostri amici, con i vostri familiari. La pace è assolutamente fondamentale. Ne parliamo con un uomo che ha una grande grinta, no? Come hai tu quando canti, lui ce l'ha nella vita. Ce la porta il direttore dell'Antoniano, e voglio tra l'altro che vi incontriate, che vi salutate, insomma, che è frate Alessandro Caspoli. Frate Alessandro. Ci vediamo dopo allora? Valerio Scanu, a dopo, grazie, da quella parte.